Partecipare più che un diritto è un dovere e coinvolgere i lavoratori nei luoghi decisionali delle imprese, rendendoli partecipi delle scelte strategiche, secondo la CISL rappresenta un atto di responsabilità condivisa che potrebbe essere l'ultimo treno per far crescere il paese e farlo somigliare alle migliori economie europee. Quasi 200 delegati dal Veneto sono intervenuti all'Assemblea nazionale del sindacato a Roma per sollecitare una rapida approvazione in Parlamento della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sostenuta da 400.000 firme e ora in discussione alla Camera. Siamo di fronte a una rivoluzione di questo Paese, attueremo questa legge e realizzeremo la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese per un nuovo Paese, per un nuovo modello economico, per nuove tutele sociali, perché stando dentro ai processi produttivi potremo dare una prospettiva diversa, far crescere i salari, far crescere le tutele dei lavoratori e dare prospettiva ai giovani. Abbiamo bisogno di cambiare questo Paese. Oltre ad essere contenuta nell'articolo 46 della Costituzione e nelle legislazioni di paesi come la Svezia e la Germania, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda, secondo la CISL, è stata fondamentale nella storia economica e sociale del Veneto per generare il boom economico e il passaggio da una economia rurale e agricola alla grande industrializzazione e alla nascita del modello delle nostre piccole e medie imprese.